vogliamo che Lampedusa diventi un'isola carcere, un'isola militare. E quello che ho capito è che si parla di un CPR e di un centro per migranti. Ora, può essere che io mi sbagli. Quello che chiediamo è, per levare ogni dubbio, nominate quali sono queste strutture. È un CPR? È un centro per minori? È un hotspot? Invece di fare questa serie di rimandi incomprensibili ai più, siate chiari e dite: noi vogliamo fare questo piuttosto che quello. E poi facciamo due proposte. Uno è un tavolo tecnico per la regolarizzazione urbanistica e commerciale dell'isola, e l'altro è una richiesta di risarcimento danni per i danni subiti da questo popolo da 30 anni a questa parte. Per quanto riguarda la parte logistica, abbiamo messo a disposizione tutto ciò che poteva essere messo a posto, chiaramente ha dei limiti, che è quello dei numeri. Se i numeri sono tanti, all'interno non ci stanno. Se superiamo poi i 3-4 mila siamo sicuramente in difficoltà. Per quanto concerne l'accoglienza, ovviamente ci auguriamo che ci sia un'accoglienza degna di questo Paese, ricordando sempre che nessun essere umano è illegale. I lampedusani, non possiamo dire, hanno un cuore grandissimo, anche perché se pensiamo che da giugno ad oggi sono passati qualcosa come circa 62-63 mila persone, ci sono le condizioni per far meglio, anche con l'apertura dell'hotspot, così come di Porto Empedocle, che come già detto dal prefetto di Agrigento, ci auguriamo che possa aprirsi velocemente, proprio per avere delle risposte importanti anche per l'isola. In migliaia in strada ieri sera a Pantelleria per ricordare Annalisa Fontana, la donna bruciata dal compagno, morta dopo 3 giorni di agonia all'ospedale civico di Palermo. Famiglie, turisti, scuole, l'amministrazione comunale, le associazioni, le autorità militari, religiose, tutti hanno sfilato in un lungo corteo cittadino che da piazza Cavour, di fronte alla sede del comune, è arrivato fino a lungomare. Tutta la comunità isolana si è stretta attorno alla famiglia di Malta Fontana. Poi l'invito accorato alle donne che subiscono violenza a chiedere aiuto. Voglio fare appello a tutte le vittime di violenza subita o assistita nei confronti della donna. Anche a Pantelleria esiste un servizio comunale chiamato Prince, di pronto intervento sociale, che si occupa anche di queste delicate situazioni, violenza domestica e familiare, con la possibilità di un alloggio protetto, ove le vittime vengono assistite da operatori professionali. Esiste un numero verde a cui potersi rivolgere per poter ottenere un primo contatto con queste figure che possono già sostenere e supportare le vittime di violenza. Questa sera la nostra comunità si mostra unita e si stringe al forte dolore della famiglia Fontana e di Malta. Pantelleria ferita piange e si unisce in un sentito, accorato dolore. Un corteo silenzioso quello di ieri sera, una marcia senza alcun colore politico, ma che ha visto insieme un'intera comunità ancora sotto shock per quanto accaduto ad Annalisa, uccisa brutalmente da chi doveva prendersene cura, un uomo, o meglio un maschio, che considera la donna un suo possesso da poter distruggere. E intanto sarà il comune a farsi carico di tutte le spese per il trasporto del feretro, la celebrazione del funerale e dell'oculo nel cimitero dell'isola. Rimane piantonato invece al civico di Palermo Onofrio Bronzolino, le cui condizioni sono in via di miglioramento. Per l'uomo accusato di omicidio aggravato è stata disposta dal GIP di Marsala una misura cautelare in carcere. Storia di Eva. Il nome è di fantasia perché da mesi vive in una casa protetta da quando ha deciso di denunciare il marito violento. La incontro col suo bambino di quasi 2 anni. Nata in un paese del Nord Africa, conosce un siciliano e così inizia la loro storia insieme, fino al matrimonio. Quando lei aspettava il bambino, lui ha cominciato a bere. Si distrugge la casa, si distrugge le finestre, si distrugge il mobile, anche si usa la violenza fisica che dice tutto il tempo: ti ammazzo, ti tagli i pezzi, ti tagli la testa. Lui cerca di farti sentire male e paura di lui. Mesi bui per Eva, che ha avuto però la forza di dire no a quel matrimonio diventato tossico. Quanto è difficile denunciare? Quando ho toccato la cosa a mio figlio, ho preso tutte le forze per proteggerlo e andata a denunciarlo. È difficile, ma
la cosa che si tocca, ho capito che questa cosa non è un modo di vivere. Un periodo difficilissimo, racconta la giovane mamma, poi l'arrivo in comunità e la rinascita. È una cosa tanto bella per la donna. Lavoro che apre tutte le porte, ti lascia indipendente, lontane dalle maschere, lontane di tutto. Il lavoro è che ti lascia un persona attivo nel sociale. Io vorrei solo dare un consiglio alle donne che si sentono queste minacce come ho sentite io. La vita con un violento, sia psicologico sia fisico, non è una vita, non è un amore, non è un rispetto. E non c'è amore senza rispetto. Le donne non si perdona, se tutto, ma questo è un grande errore che può una donna fare nella vita con un violento, perché lo violento non si cambia. Dopo 8 anni e quasi 8 mesi la nostra lotta è finita. La nostra bambina non ha ottenuto la giustizia che meritava. Mi dispiace, mia piccola Nicole, scusami. Si rivolge direttamente alla sua bambina morta nel 2015, poche ore dopo il parto alla clinica Gibino di Catania. La mamma, Tania Egitto, lo fa con un post su Facebook, commentando con parole amare la condanna definitiva a 2 anni della sola ginecologa dello staff medico che la seguiva. In tutti questi anni, scrive, mi sono aggrappata alla speranza che un giorno avremmo avuto giustizia, che la verità avrebbe vinto, che forse avrei trovato un po' di pace, ma in realtà mi sono illusa. L'unica realtà è che noi abbiamo perso la nostra Nicole, nostra figlia. Noi abbiamo perso e basta, perché la condanna della sola ginecologa per noi non è giustizia. Ieri la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati contro la sentenza della Corte d'Appello di Catania. È diventata quindi definitiva la condanna a 2 anni per omicidio colposo e lesioni personali colpose della ginecologa Maria Ausilia Palermo. Escono invece definitivamente dal processo il neonatologo, l'anestesista e l'ostetrica che erano stati accusati di falso e ora sono stati assolti. Secondo l'accusa, la ginecologa di fronte ai primi segni di malessere non avrebbe effettuato monitoraggio adeguato della partoriente e poi non sarebbe intervenuta con il parto cesareo. Quindi la corsa in ambulanza verso l'ospedale di Ragusa, ma inutilmente. La tragedia colpì enormemente tutta Catania. In questi anni la coppia ha avuto altre 2 bambine bellissime. Adesso noi respiriamo per loro il nostro ossigeno, ma con un dolore perenne al cuore che tantissime volte ci toglie il sonno, scrive ancora la mamma. Quelli che vedete sono i vicoli di Ballarò a Palermo. Di giorno sono così, ma al tramonto diventano corridoi di morte. L'emergenza crack in questo quartiere aumenta mese dopo mese, lo spaccio è H24. I ragazzi muoiono per terra. Un fenomeno che al momento è stato sottovalutato, ecco perché alcune associazioni come SOS Ballarò o singoli cittadini stanno portando avanti un disegno di legge per permettere l'istituzione di drop-in, di centri di prossimità e assistenziali per agganciare i tanti assuntori di crack. Questa legge è attualmente in discussione al Parlamento siciliano e speriamo che venga approvata al più presto perché ce n'è un urgente bisogno e che venga finanziata affinché i servizi necessari siano finalmente disponibili e quindi si possa dare una reale speranza di uscita alle famiglie e alle persone e alla città intera che si trovano in questa situazione così difficile. Una legge quindi per fronteggiare quella che è ormai un'emergenza atavica per la città. Molte famiglie a Ballarò sono disperate, i figli rubano anche in casa per comprare le dosi di crack. La richiesta di queste associazioni è anche quella di istituire centri a bassa soglia per accogliere i tossicodipendenti. Una battaglia contro la burocrazia per promuovere una legge che debba essere poi finanziata dalla regione. Tra coloro che si battono c'è anche questo farmacista. Lui, il figlio, lo ha perso circa 1 anno fa a causa proprio del crack. Si sta lavorando intanto per fare informazioni nelle scuole per i ragazzi, soprattutto per i minorenni che sono quelli più interessati da questo fenomeno, e poi abbiamo iniziato a incontrare questi giovani, come ho accennato, in degli studi medici che generosamente hanno dato degli spazi in comodato d'uso gratuito, e già
15 ragazzi hanno iniziato dei colloqui per iniziare delle possibili terapie di disintossicazione. Intanto anche l'ASP di Palermo, tramite un camper ogni giorno nel cuore di Ballarò, prova ad intercettare ragazzi in difficoltà, cercando di salvarli da questo tunnel che in molti casi è senza uscita. Quando si farà il ponte sullo Stretto? Salvini ne è sicuro, apertura cantieri nell'estate del 2024, ma la sua stessa maggioranza si affretta a correggere e a smorzare gli entusiasmi, uno scetticismo che non dà nessuna conferma sulla posa della prima pietra dell'opera di cui si parla da 50 anni. Resuscitata la società Stretto di Messina, riesumato il progetto, il fantasma del ponte continua ad aleggiare. Ieri, in videocollegamento con Catania, in occasione del centenario dell'Ordine degli Ingegneri, Salvini aveva annunciato il cronoprogramma. L'obiettivo, dicevo, è aprire i cantieri dopo 52 anni di parole nell'estate anno del Signore 2024. A gelare applausi e entusiasmi è arrivata però la risposta di Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. Dubito, dice, che il prossimo anno saremo già agli appalti. Prudenzialmente posso pensare che nel 2024 ci possa essere il progetto esecutivo. Se non è una smentita, poco ci manca. Insomma, la questione resta sospesa, proprio come il ponte, tra grandi annunci e frenate. Salvini ieri aveva ipotizzato non solo l'inizio dei lavori, ma addirittura la data di inaugurazione. Chiusura cantieri 2032 e a Dio piacendo, perché ovviamente non è tutto fattore umano, però l'obiettivo è che il primo treno, la prima auto, la prima moto, il primo camion attraversino il collegamento stabile non Messina-Villa San Giovanni, quello è il corridoio Palermo, Roma, Milano, Berlino, Stoccolma entro il 2032. Non si fanno nomi, ma in serata arriva anche il rimbrotto della Premier Meloni. Servono atti concreti, basta cercare consensi. Di certo c'è solo che l'aggiornamento del progetto esecutivo dovrà essere concluso entro il prossimo 31 luglio, definendo i costi dell'opera. Al momento le stime del governo parlano di 13 miliardi e mezzo solo per il collegamento e altrettanti per i collegamenti ferroviari. L'immagine simbolo potrebbe essere questa, un cartellone a metà con la foto di Giovanni Falcone, a cui è intitolata la villa, una villa dove degrado, indifferenza ed anarchia la fanno da padrone. Nonostante gli sforzi dell'amministrazione comunale, il parco, che vedete sembra terra di nessuno, persino lo slargo, un tempo utilizzato per fare attività sportive, somiglia più ad un salotto con arredi sui generis, tavolini improvvisati ed un sedile in ghisa che qualcuno ha adattato dopo averlo sradicato da una vecchia panchina AMTS. Sì, in effetti questi sono i residui da parte di qualche hippie, una volta si chiamavano hippie, oggi non lo so come chiamare, di questi sfaccendati che vengono qua a fare chissà che cosa. È veramente frustrante per un genitore poter disporre di spazi puliti, decentemente attrezzati per passare un po' di tempo con i bimbi, insomma. Tra le aiuole decisamente poco curate spunta anche un vecchio cordolo stradale che nessuno vede, in primis chi si occupa della pulizia della villa. Completano il quadro la pavimentazione dissestata in più punti e gli arredi, molti dei quali distrutti dai vandali o comunque deteriorati dal tempo. Anche qui la cura degli alberi è carente, con grossi rami che sporgono su via Sassari in prossimità dell'istituto Dante Alighieri e pendono come una spada di Damocle su ignari passanti. Non è molto prudente perché chi ci passa, perché chi porta i bambini a spasso, ci dovrebbero essere fatte delle manutenzioni a quanto pare, perché non è sicuro. Dal basso e dall'alto il pericolo è sempre dietro l'angolo. Catania alle prese con i numeri negativi e con gli infortuni, ma con una grande voglia di riprendersi dopo l'ultima sconfitta. Partiamo dalla situazione infermeria, dalla Tegola Livieri, uscito alla fine del primo tempo della partita con il Foggia. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto l'estremo difensore ha evidenziato una lesione muscolare. Nel comunicato della società si legge che le condizioni del portiere verranno valutate nelle prossime settimane. Lo scenario: Livieri salterà la partita con la Casertana, il derby di Coppa Italia col Messina e la gara con il Latina, probabilmente anche quella con la Juve Stabia di metà ottobre. Poi, in rapida successione,
competizione sono previste 4 gare in 12 giorni. Recupero di Brindisi, ancora non ufficiale la data del 18, Taranto in casa, Monteroso in trasferta e Avellino di nuovo al Massimino. Durante questo tour de force, dopo circa un mese di stop, dovrebbe far rientro il portiere che nel frattempo sarà sostituito da Betters. A Caserta Tabiani conterà sugli stessi uomini della partita con il Foggia, se si eccettua Livieri, appunto. Ancora out Dubizkas, Rizzo e Rapisarda, con il difensore che è sulla strada del recupero. Circa una decina di giorni potrebbero bastare per riaverlo a disposizione. Serve ancora tempo pure a Zanellato, appena arrivato in squadra, per ritrovare la forma migliore. Si lavora per concretizzare al meglio le occasioni. Catania è accusato di essere poco incisivo. Qualche dato, come quello sui passaggi filtranti, cioè le verticalizzazioni, vede gli etnei indietro nelle classifiche e supporta la tesi, ma in società si guarda anche con convinzione il fatto che se la fortuna avesse sorriso con Crotone e Foggia, adesso si parlerebbe di altro. Intanto il prossimo avversario degli etnei ha giocato il recupero con il Monopoli, 1-1 il finale di Curcio, il vantaggio dei campani. I pugliesi rimontano nella ripresa con Starita, è il quarto pareggio su 4 partite della Casertana in campionato.